Storia di vino e Friuli Venezia Giulia. Oggi parliamo di uno dei vini più importanti e forse il vino bianco che davvero si esprime meglio nel nostro territorio. È vero, parliamo del Pinot Bianco, per cui è un vino che non è autoctono, ma che vive nelle nostre colline già da tanto tempo. In realtà il Pinot Bianco è un vino che si nasconde. Fino a poco tempo fa il Pinot Bianco veniva confuso anche con lo Chardonnay, ma in realtà il Pinot Bianco è un po' come un friulano vestito a festa. Capiamoci, i friulani sono sempre molto bravi a nascondere quello che hanno. In particolare, una delle cose che non dovete mai fare quando venite in Friuli è quella di essere felici, o di sembrare felici, o addirittura di dimostrare della felicità quando siete in vacanza. Un friulano felice, un friulano sospetto, come un friulano sobrio. La felicità in Friuli è un qualcosa che nasconde la pigrizia, per cui un friulano sospetto rischia di sembrare pigro. Il Friuli, come il Pinot Bianco, si nasconde. Il Pinot Bianco è un vino che nasconde i suoi profumi, nasconde i suoi odori, ti costringe davvero a fare di tutto per trovarli, a fare di tutto per arrivare a quel tipo di sapore che tu vorresti davvero farti sentir dire. Ora, quando il Pinot Bianco tocca le colline del Friuli, riesce ad esprimere una profondità e riesce ad esprimere una ricchezza ed un corpo che in nessun'altra parte del mondo riuscirete a trovare. Il Pinot Bianco è una delle chicche più importanti che dovremmo imparare a preservare dalla nostra terra. Ce n'è poco, pochissimo. Viene coltivato da pochi produttori e secondo me il Pinot Bianco è il futuro della leggerezza friulana. Dobbiamo fare in modo di andare a cercare questa chicca, così come dobbiamo fare in modo di far trovare alle persone che vengono qua quelle grandi ricchezze che le persone del Friuli Venezia Giulia possono offrire. Immaginate di uscire a cena con qualcuno. Cercherete sempre di mostrare il meglio e cercherete sempre di nascondere quelli che possono essere i vostri difetti. Quantomeno vorrete fare in modo che vengano scoperti più tardi. Beh, il Pinot Bianco è l'esatto esempio di questa volontà. Il Pinot Bianco è quello che vorreste mostrare di meglio, è quello che vorreste offrire alla persona verso la quale volete far colpo ed è il vino che dovete scegliere per andare nella profondità di questa terra che si nasconde. Il Friuli è bravo a nascondersi, ma il Pinot Bianco è una di quelle chicche che va a stanare la bellezza del Friuli.